Ci siamo, sì, ecco. Qualche istante comincia questa serata molto importante, vi prego di accomodarvi, grazie, e tra poco daremo vita a questo confronto organizzato da Confcommercio di Conegliano. Intanto vi ricordo che ci sarà anche una diretta. Ancora qualche istante. Bene, possiamo cominciare. Facciamo un po' di countdown, il 3, il 2 e l'1 e buona serata a tutti. Ovviamente grazie per essere qui, una serata come dicevo speciale, una serata che sarà densa di contenuti per il commercio, ma non solo, perché sentiremo argomenti trasversali che ci riguardano un po' tutti, e grazie perché siete davvero numerosi e ognuno di voi dimostra ovviamente di avere un senso civico importante. Io non mi dilungo, tra poco presenteremo i candidati che andranno a rispondere ad una serie di domande. Le regole sono sempre ovviamente le stesse, ci sarà un tempo da rispettare e anche questo fa parte ovviamente del gioco, ma mi dicono che i candidati hanno armonia e ovviamente sono abituati a tutto ciò. Io ringrazio Confcommercio di Conegliano per l'opportunità di vivere questa serata insieme a voi e voglio chiamare il presidente della delegazione di Conegliano, Maurizio Gibin. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi complimento per la platea che è importante, vedo tante facce che conosco, quindi colleghi, imprenditori e tanta gente che comunque sicuramente questa sera è interessata all'evento, a un evento molto importante che riguarda proprio la città di Conegliano. Quindi io ringrazio tutti voi per questa scelta e ringrazio i candidati sindaci che naturalmente hanno accettato il nostro invito. Permettetemi di ringraziare anche tutti i miei compagni di viaggio di Ascom, quindi in primis la mia giunta che ha condiviso con me tutto quello che è il programma, il documento politico che abbiamo preparato stasera, oltre naturalmente alle domande che poi verranno fatte ai candidati sindaci. Ringrazio le associazioni di categoria che ci hanno accompagnato in questo cammino, in particolar modo Confartigianato e il presidente Dalbo, che stasera non c'è perché era impegnato con la famiglia da un'altra parte, ma in sala vedo il direttore di Confartigianato, Alan Paul, che con noi ha condiviso dei progetti e dei programmi di cui poi vi parlerò. Documento, Presidente, che consegneremo al termine, no, ai candidati. Sì, abbiamo condiviso di consegnare il documento programmatico alla fine della serata, in modo tale che sia una sorpresa per tutti i candidati sindaci. Ecco, questo luogo perché è stato scelto per questa serata? Questo è un luogo dai mille perché, nel senso che è un progetto che quando è nato ha sicuramente una visione commerciale molto interessante, nel tempo si è degradato, ma oggi sicuramente merita di essere rilanciato. Io mi spero e auguro diventi l'hub, uno degli hub di UNESCO, per i servizi, per il commercio e per le attività in genere e anche per le informazioni. Ecco, gli amici, i colleghi, i cittadini presenti, vogliamo un po' raccontare come si è arrivati all'organizzazione di questa serata? Qual è stato il percorso? Sì, sicuramente l'abbiamo condiviso con la mia giunta.
abbiamo steso dei programmi, questo programma di cui parlavo prima, che ha la funzione di parlare del nostro settore delle imprese. Infatti questa sera, vi anticipo, non parleremo di urbanistica, di urbanizzazione, non parleremo di viabilità, ex area Zanussi, ma questa serata dobbiamo parlare di noi imprese, delle nostre problematiche e della situazione in cui stiamo vivendo oggi. Prima di continuare, ha nominato varie volte la sua giunta, penso sarebbe bello riunirla qui, anche perché siamo d'accordo di farlo, no? Sì, Se no certo. pensano... È una delle cose che abbiamo condiviso insieme a Luca, certo. Quindi io invito tutta la mia giunta a salire nel Posso palco. chiamare io da Certo. Marzia Breda, Matteo Collot, Giovanni Tomasi, Stefano Sperandio, Walter Zambon. Cito anche Gianluca Pellegrinelli che non dovrebbe essere presente e se mi sbaglio chiedo scusa. Allora, Aveva un impegno lavorativo. Passate pure e state vicini anche per le foto di rito. Io intanto, Presidente, aggiungo di mio una cosa che avevo chiesto io, se c'erano tra gli associati anche dei candidati, no? E ho scoperto che ce ne sono 8 che vorrei citare e che dimostra la partiticità ovviamente di Confcommercio, l'assoluta libertà di espressione, condivisione, anche perché si vogliono costruire poi percorsi insieme per arrivare lontani. E allora cito questi candidati nelle varie liste: Battistella Cristian, Dalbò Silvano, Granziera Roberta, Moras Thomas, Parando Dino, Sperandio Stefano, Tomasi Giovanni, Zanier Stefano. E quindi un in bocca al lupo a tutte queste persone che si mettono in gioco per il proprio comune e per la propria città. Proseguiamo con la Giunta, vi salutiamo, ci vediamo poi nel finale. Proseguo con il Presidente, magari andando alla fine di questa presentazione di serata, cosa si aspetta di preciso da questo confronto? Ma quello che io mi aspetto è fondamentalmente il valore delle associazioni. È uno degli aspetti al quale io tengo di più. Cioè abbiamo riformulato quello che è lo spirito associativo a Conegliano, ci siamo uniti con le altre associazioni e con questo abbiamo capito la valenza di stare insieme, che importanza ha, ognuno per la sua competenza. Ecco, quello che io spero vivamente, anzi permettetemi, voglio e vorrei fermamente far sì che l'associazione abbia un ruolo sinergico di importanza e di valenza con l'amministrazione e soprattutto un ruolo paritetico, perché la differenza del futuro di Conegliano per me saranno le competenze, quindi le competenze saranno ciò che faranno la differenza e il Conegliano del futuro ha bisogno di competenze, ha bisogno di soggetti che sappiano di cosa stiamo parlando. Quindi ognuno per il suo reparto, ognuno per le sue competenze, ma ognuno che si sederà al tavolo dovrà parlare con l'amministratore di competenza di quelli che sono i problemi del territorio. Solo così potremo risolvere i problemi di Conegliano. Quindi un'interazione con la politica del fare insieme. Certo, diciamo. a chiunque sarà eletto e vincerà queste amministrative, io il fermo invito che faccio è proprio che le cose vadano in questa direzione. Il sondaggio che noi abbiamo fatto, tra l'altro mi permetto anche di segnalarvi questo, noi abbiamo fatto un sondaggio che abbiamo condiviso e voluto con Fartigianato, formulato da Format Research, che è uno dei soggetti più garantiti e proposti per quello che possono essere il valore dei sondaggi. Sono emersi un'infinità di piacevoli sorprese. Tutto questo voi lo potrete tranquillamente leggere dal sito di Ascom Treviso
E una di queste cose qua in particolare riguarda che le imprese e i cittadini, per una percentuale molto importante, hanno chiesto di essere partecipativi e che quindi siano le associazioni a partecipare direttamente con il volere dell'amministrazione e con le decisioni dell'amministrazione. Quindi questo è un aspetto, rimarco, molto ma molto importante. Grazie Presidente, gli altri punti li troviamo nelle domande specifiche per i candidati che ascolteremo tra poco. Grazie ancora, ci rivediamo alla fine per le ultime. Buona serata a tutti. Bene, li chiamo allora i candidati sul palco, cominciando da Fabio Chies, Forza Italia, Forza Conegliano, e Chies sindaco, Avanti Tutta. Piero Garbellotto, Lega, Fratelli d'Italia, Libertà Civica e Popolare Conegliano al centro. Francesca Di Gaspero, Noi Democratici e Progettiamo Conegliano. Chiamo anche Lorenzo Damiano di Norimberga 2 e Antonio Quarta, Lista Civica Parè. Buona serata ovviamente anche a voi e grazie per aver accettato, come diceva il Presidente poc'anzi, questo invito. E ci prepariamo con le consuete modalità, le conoscete probabilmente meglio di me, avremo un minutaggio per rispondere che è il massimo, poi ovviamente se le risposte sono sintetiche e precise, vanno al punto, sappiamo che sono gradite perché ci restano anche più impresso. Noi daremo un minuto iniziale per scaldare i motori, come si dice. Comincerei da Chies e la domanda che è proprio basica, iniziale, è quali sono le ragioni che l'hanno spinta a candidarsi a sindaco di Conegliano? Bene, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera anche agli altri candidati. Devo dire che è abbastanza chiaro il motivo. Io ho governato a Conegliano per 3 anni e mezzo, di cui 1 anno e mezzo di pandemia. Abbiamo fatto secondo noi molte cose, molte altre ce ne sono da fare. Il mandato è stato interrotto in maniera brusca, tra l'altro andando dal notaio senza neanche venire in Consiglio Comunale a discutere delle motivazioni che hanno portato al commissariamento, che è durato 1 anno. Commissariamento dal 6 novembre 2020, si va a votare il 3 e 4 ottobre, una città come Conegliano non può assolutamente permettersi un commissariamento che duri 11 mesi. Vediamo in città che nonostante il commissario abbia fatto tutto quello che doveva fare, la normale amministrazione sicuramente non basta. Non basta perché ci vuole la guida politica, noi riteniamo di avere le idee chiare su ciò che dobbiamo fare per Conegliano, alcuni progetti li abbiamo fatti, altri li stiamo facendo, altri li abbiamo già progettati. Penso proprio che oggi sia il momento di portare a termine per i 5 anni che mi mancano, perché io potrò fare solo un mandato, per i 5 anni che mi mancano, delle cose che riteniamo fondamentali non solo per la città di Conegliano, ma anche per tutto il territorio contermine. Ricordo che Conegliano è il faro, ma non bisogna chiudere il faro di un territorio che per esempio nella conferenza dei sindaci guida il sociale per 28 comuni. Grazie. Piero Garbellotto. Buonasera a tutti. Le ragioni che mi hanno spinto sono semplici, ho già avuto modo, semplici ma altrettanto gravi. Ho già avuto modo di dirlo. Io sono nato e cresciuto su una Conegliano che aveva sicuramente un aspetto diverso, era una Conegliano in espansione economica, era una Conegliano pulita, decorosa, ed era una Conegliano che era considerata una delle perle del Veneto e sicuramente la capitale della sinistra Piave. Oggi vedo una Conegliano che non è più così, con 50 vetrine sfitte nel comune di Conegliano, appunto. Sicuramente c'è stata una crisi economica, sicuramente c'è stata una crisi pandemica, ma è altrettanto vero che altri comuni della Marca Trevigiana non hanno questo problema. Ci sono stati problemi di sicurezza negli ultimi tempi. Ho già detto che quello che mi ha fatto scattare la molla è stata quella brutta rissa in Piazza Cima, e ho pensato che non ci si può sempre lamentare di un problema se non si cerca di darne una soluzione. Quindi o si fa parte del problema o si fa parte della soluzione, e io spero di far parte della soluzione. Grazie anche a lei. Passiamo a Francesca Di Gaspero. Quali sono le ragioni che l'hanno spinta a candidarsi a sindaco di Conegliano? Buonasera a tutti. Io ho vissuto un po' di anni a Milano, sono rientrata a Conegliano 8 anni fa, e con la mia famiglia, con i miei figli.
Il motivo per cui ho deciso di accettare la proposta di candidatura è perché vivo la città, vivo i problemi che la città ha, che ha la città, e nei confronti delle famiglie ci sono pochi aiuti, nei confronti degli anziani i servizi mancano e ho deciso di candidarmi proprio perché voglio risolvere questi problemi e voglio dare a Conegliano altre opportunità. Grazie anche a lei. Passiamo a Lorenzo Damiano. Buonasera a tutti anche i candidati, i sindaci. Spero che vincano tutti, così abbiamo 4 sindaci o 5 a Conegliano, ma non penso sia possibile una cosa del genere. Sarebbe molto bello. Ho visto che tra l'altro in un anno ho visto che l'amministrazione comunale è andata avanti lo stesso senza, diciamo, la istituzione politica, però è ovvio che ci vuole. E quanto mi piacerebbe che Conegliano, è il motivo per il quale ho deciso di rifare questa avventura, sono passati 3 anni e mezzo dall'altra volta, è quella di far diventare Conegliano una città che fa politica, non che parla di Conegliano non solo di piccole, diciamo, realtà, della pista ciclabile anziché della piazza pedonale. Chi fa politica o fa diplomazia politica, soprattutto in questo tempo, deve affrontare temi veramente gravi, quindi bisogna avere competenza, professionalità e voglia di sfidare tutte le paure del mondo che oggi sono capitate tristemente in questo momento. Grazie. Grazie a lei. Antonio Quarta. Allora, io rappresento, diciamo, la novità in termini di proposta di governo politico del Comune, perché ho trovato un gruppo di persone che hanno posto una sola condizione, che non ci fosse nessun legame con i partiti tradizionali. Quindi l'unico discorso che abbiamo impostato è quella di fare una proposta politica che condividesse che facesse condividere tutte le persone del territorio, quindi sia del quartiere di Parè sia degli altri quartieri. Quindi questa proposta veramente si può fare soltanto a livello comunale, cioè quella che siano i cittadini che si riuniscono e gestiscono l'amministrazione di un comune. Quindi io credo di avere tutte le carte in regola per amministrare questo comune, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, a differenza degli altri candidati che sono specializzati soltanto in alcuni settori. Io posso essere, diciamo, la persona che accomuna tutte le persone di Conegliano lasciando nel cassetto la tessera di partito e cercando di migliorarlo al 100%. Grazie. Grazie a tutti voi. Passiamo alla seconda domanda. Cominciamo ovviamente da Piero Garbellotto. La seconda domanda è questa. Desideriamo sapere se riconoscete Confcommercio come interlocutore e se sì, come intendete rapportarvi con essa. Ma guardi, è assolutamente un interlocutore importante, ma direi non solamente Confcommercio, ma tutte le associazioni che rappresentano, sia il mondo produttivo che il mondo delle associazioni. Questo per quale motivo? Secondo me è abbastanza semplice. È chiaro che è difficile andare ad ascoltare le esigenze di tutti i 36.000 cittadini di Conegliano, ma è altrettanto vero che le associazioni sono in grado di fare sintesi, mi immagino Confcommercio in grado di fare sintesi di tutti i problemi, le necessità e le aspettative che possono avere i commercianti di Conegliano. Quindi diventa molto più semplice avere una panoramica di quelli che sono i problemi, perché è vero che sarebbe bellissimo ascoltare tutti i cittadini di Conegliano, ma è altrettanto vero che credo che uno o fa questo o fa amministrazione. Credo che le associazioni in genere, Confcommercio in primis, visto che siamo suoi ospiti, hanno la capacità, diremo, di convogliare tutte quelle che sono le esigenze, ripeto, appunto della cittadinanza, di farle presente quindi a un sindaco e alla sua amministrazione che di conseguenza dovrà agire. Grazie, grazie a lei. 2 minuti anche per Francesca Di Gaspero. La mia esperienza lavorativa si svolge in un'amministrazione pubblica e lì ho imparato che il rispetto dei ruoli politici e istituzionali è fondamentale. Per me alla base di tutta la politica e anche di tutto il nostro programma c'è l'ascolto.
E quindi se devo rispondere alla domanda, assolutamente sì. Le associazioni di categoria, le associazioni culturali e le associazioni e i sindacati sono assolutamente parte integrante dei processi politici e decisionali di un comune per qualsiasi attività, sia perché sono portatori di interessi specifici e, come diceva Piero, non si può parlare con tutti, quindi c'è un punto di incontro che raccoglie e riassume il punto di vista principale dell'associazione. Quindi per me è assolutamente fondamentale il raccordo con tutte le parti sociali. Grazie, grazie anche a lei. Lorenzo Damiano riconosce come interlocutore Confcommercio, se sì come intende rapportarsi con essa? Ma assolutamente sì, perché è il cuore della istituzione commerciale rappresentativa di vari, diciamo, livelli, anzi quasi tutti. Mi dispiace, l'altro giorno sono stato alla Electrolux, ho visto dei ragazzi che mangiavano per le scale perché non avevano sto Green Pass, e mi dispiace che anche oggi qui, per questa questione che è molto confusionaria in tutto il mondo, dove il mondo è spezzato completamente anche dalla politica italiana, e di cui il politico di Conegliano deve prendersi la responsabilità di un progetto nazionale mondiale, perché non è che viviamo a Conegliano e non viviamo a Bruxelles, no? E quindi dobbiamo riattivare completamente un progetto di giustizia, di pace, di verità. Qualche volta qualcuno nelle piazze anche nel mondo dice che io sono un Novax, no, io sono una cavia umana in questo momento, no? Quindi siamo tutti cavie di cui molti paesi del mondo ci stanno osservando. Infatti domani ho un collegamento, io sono quello di Norimberga 2, che l'ho costituito da 1 anno e mezzo durante, diciamo, io sono anche consulente dell'APF, che è un movimento del Parlamento europeo di cui ci sono alcuni europarlamentari, quindi ho diciamo un dialogo diretto, le verità vengono fuori con molta velocità. Io credo che questa situazione come Conegliano deve essere una situazione dove veramente Conegliano debba intervenire la politica per aiutare tutti i bar, come le aziende piccole, le aziende grandi, i ristoranti. Questo discorso del Green Pass ormai è finita, voi aspettate qualche settimana e tutto finisce, quindi finirà anche questa commedia, finirà questa paura di morire ogni giorno. Noi dobbiamo sorridere, noi dobbiamo andare fuori da questa sala stasera con la gioia, con la pace, con la felicità, che magari ci sia qualche dottore che ci venga a curare a casa, quindi che non venga punito perché vada a curare i propri malati. Quindi anche questa cosa del Green Pass deve sparire, perché sennò l'economia veneta, come è successo, me ne dispiace per il governatore pro tempore Zaia, ma anche lui l'ha detto anche l'altro giorno, che non è colpa sua, purtroppo sono ordini che arrivano dall'alto, ma in ogni caso questa politica di Conegliano può essere una politica che può essere quella che determina un cambiamento nella provincia per le medie o piccole aziende che stanno chiudendo e sono fallite e di cui i dipendenti si stanno licenziando per una bugia che non significa che non c'è il Covid, ma di una menzogna politica che è già partita da 15 anni. Grazie, grazie. E attenzione al timer che era sparito, e andiamo da Antonio Quarta. Ecco, possiamo rispondere soltanto alle domande fatte dal moderatore, invece di fare discorsi sempre fuori dal vaso, come si dice in gergo. Ecco, io sono stato e sono tuttora presidente di 2 associazioni, quindi una nel settore sono stato presidente di una compagnia teatrale per 6 anni, i Costretti di Conegliano, poi sono stato presidente, e tuttora lo sono anche se l'associazione è un po' ferma, Associazione Genitori Brustolon, che il buon Chies conosce bene a Parè, per cercare insomma di migliorare la vita della scuola di Parè. Siamo stati fra i primi a proporre il comprensivo Brustolon e poi dopo un paio di anni c'è stato effettivamente. E poi un'altra associazione di identità, io sono di origini salentine per chi mi conosce, è organizzato da molti anni a Conegliano, che organizzo eventi non solo ricreativi come le sagre, ho organizzato anche mostre di pittura, scultura
e artigianato, eccetera. Quindi per me il discorso che ha fatto il presidente della Confcommercio va a nozze, perché io con l'associazionismo sono porte aperte 365 giorni all'anno. Quindi presidente, per quanto mi riguarda, o maggioranza o opposizione, sono sempre a sua disposizione per favorire la ripresa e lo sviluppo del settore del commercio a Conegliano. Quindi, come già detto prima, una cultura aziendale e commerciale che insieme possiamo fare in modo di risollevare le sorti del commercio e quindi fare in modo di riaprire queste benedette vetrine che veramente sono desolanti. Quindi sono a disposizione tutto l'anno, senza né domenica né agosto né niente. Grazie. Fabio Chies. Beh, come tutti gli altri candidati, non si può che dire che il nostro è innanzitutto un territorio ricco di associazioni. Abbiamo quasi 300 associazioni, siano esse associazioni culturali, sportive, del terzo settore, e poi le associazioni di categoria. È tutto un tessuto che assieme forma la città. Per cui al di là delle differenze che sono legate a quello che è il fine sociale di ognuna di queste associazioni, sono interlocutori con i quali ogni sindaco parla. Ci sono tavoli normali in cui sono delegati rappresentanti del Consiglio Comunale o della Giunta e si raffrontano e devono raffrontarsi sempre. Penso che la crescita arrivi da questo, poi c'è anche lo scontro, ovviamente, quando le posizioni magari sono distanti, però l'importante è riuscire a far sintesi, non sempre ci si riesce, però il fine ultimo dell'amministrazione dovrebbe essere quello, fare la sintesi per la crescita della propria città. La crescita della propria città è una crescita a 360 gradi, per cui tutte queste associazioni, anche se rappresentano individui diversi, alla fine con finalità diverse, come ho detto, sono comunque un cerchio che si chiude all'interno di una città ricca e fervida come quella di Conegliano. Quando sento dire che non ci sono stimoli a Conegliano, io penso che ognuno che avrà la possibilità di fare il sindaco, io l'ho fatto, e spero che nel futuro possano farlo altri, ma non nel futuro più immediato, ma un po' più avanti possano farlo altri, avranno questa grande opportunità di conoscere una città dalle mille sfaccettature. Mille sfaccettature che non sempre si è in grado di rendere omogenee, ma il compito dell'amministrazione dovrebbe essere assolutamente queste. Ascoltare tutti, poi le associazioni di categoria fanno sintesi anche di quelli che sono gli interessi della propria categoria, ma quando gli interessi della categoria sono gli interessi di una comunità non si può che andare nella stessa direzione. Grazie, grazie anche a lei Chies. Noi andiamo alla terza domanda, il tema è quello dei negozi sfitti, comincerà, adesso ve la leggo, comincerà Francesca Di Gaspero. Io ne approfitto a salutare anche chi ci sta seguendo da casa, ringrazio QDP News e tutti i tecnici ovviamente al lavoro questa sera con noi. Terza domanda, dagli oltre 50 zero negozi sfitti, come pensate di ottenere questo risultato che per noi è molto 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 importante? Allora, noi pensiamo di costituire innanzitutto un osservatorio per i negozi, perché pensiamo che il Comune debba fare da facilitatore, cercando di mettere in relazione i proprietari dei negozi sfitti con gli eventuali imprenditori che intendono aprirli. Per cercare di arrivare a un abbassamento, per esempio, delle tariffe degli affitti. Faccio un esempio. Il Comune in questo caso potrebbe verso il proprietario del negozio abbassare l'IMU. La nostra proposta è quella di abbassare l'IMU per i primi 3 anni di affitto. Questa è la proposta. L'altra cosa che potrebbe fare il Comune è, per esempio, intervenire nel decoro urbano. Un'altra nostra proposta è quella di selezionare delle persone che in questo momento hanno il reddito di cittadinanza e che non lavorano e mandarle in giro per la città a pulire le strade, a sistemare i cestini che sono sempre pieni dell'immondizia, soprattutto nei fine settimana, e quindi coprire la parte del decoro urbano con delle persone che al momento non lavorano, hanno il reddito di cittadinanza e possono mettersi a disposizione della comunità. Quindi il Comune deve intervenire assolutamente cercando di rendere il più possibile le zone centrali vivibili dalle famiglie. Nel 1999 hanno deciso di costruire, hanno dato la possibilità di costruire il CONE, il centro commerciale, e quella è una responsabilità politica,
perché la conseguenza della costruzione del CONE è stato lo svuotamento della città di Conegliano. Il centro di Conegliano deve tornare a diventare il salotto, mutuando anche quelle che sono le caratteristiche che ha il centro commerciale. Al centro commerciale si va con la famiglia, i bambini corrono liberamente perché non ci sono le macchine. Ci sono delle attrazioni turistiche, delle attrazioni culturali, ci sono delle mostre, ci sono delle esposizioni. Andiamo in conclusione? Bisognerebbe riportarle al centro di Conegliano, anche in previsione della pedonalizzazione di via Carducci. Grazie, grazie anche a lei. Lorenzo Damiano, come li portiamo a zero i negozi sfitti? Ma torniamo sempre a... Conegliano fa parte del Veneto e il Veneto fa parte dell'Italia. Se noi non abbiamo più una classe dirigente politica, perché non ce l'abbiamo più, e siamo comandati da multinazionali estere di cui comandano una persona in Italia in questo periodo, e abbiamo la tassazione più alta d'Europa, come ce la fanno gli imprenditori a pagare oltre il 50% di tasse? Io ho previsto con i miei ragazzi di Norimberga 2 di preparare immediatamente una cassa comune che deve venire fuori dalle comunità imprenditoriali, ma non è sufficiente. Il problema, ecco perché dico, il problema non è Conegliano in sé per sé, il problema è politico, è unica al mondo, di cui c'è una tassazione altissima e di cui abbiamo una politica incompetente, assente, di cui nelle piazze dove ci sono centinaia di milioni di persone che vanno a dire no a questa situazione, non c'è un politico che rappresenta, non ci va nessuno, noi non siamo rappresentati. Io ho un negozio, ho dei negozi di mia proprietà, non paga più nessuno. Io li mando le lettere degli avvocati, non c'è niente da fare, la giustizia purtroppo è bloccata, la politica è assente, ci vuole autorità, ma ci vuole coraggio di sfidare questa situazione. Un sindaco può fare qualcosa, può decidere di andare controcorrente, la disobbedienza a volte diventa la capacità di poter cambiare un paese e di dare un segnale civile anche agli altri comuni, perché non si può pagare il 60% di tasse e rovinare completamente un paese come l'Italia, che è il più bel paese del mondo, scusatemi, se ho superato i tempi, no, ho ancora 18 secondi. Quindi il problema è sempre nazionale, non è competenza comunale, però io vi dico, se voi avete coraggio e se avete voglia di sfidare anche la vita, noi vinciamo questa battaglia. Perché tutte le promesse in campagna elettorale da quando sono ragazzo non sono mai state mantenute, mai. Grazie, grazie Antonio Quarta. Parliamo di Conegliano, che già ha tanti problemi, pensare anche a quello che c'è fuori, non ne usciamo più. Allora, sicuramente il centro storico è stato svantaggiato dall'apertura dei centri commerciali. Prima il Conè, adesso si è unito anche questo mega store a San Fior, che praticamente è alle porte di Conegliano, più Aldi, più insomma, chi più ne ha più ne metta. È chiaro che il centro storico è indifeso, quindi bisogna fare in modo di, come questa domanda è anche collegata al discorso di prima, no? Cioè di mettersi a un tavolo e trovare tutte le forme possibili per riaprire i negozi, i 50 negozi. Quindi sicuramente il parcheggio al centro deve essere gratuito per quanto riguarda l'apertura dei negozi, quindi non bisogna creare questa differenza fra i centri commerciali, che i parcheggi sono gratuiti, e al centro invece sono a pagamento, perché sembra banale, però le persone magari guardano quei 50-60 centesimi di euro e vanno al Conè per non pagare questi benedetti centesimi d'euro, e quindi i negozi perdono il rischio. Poi dopo ci possono essere tutta una serie di iniziative, come già detto prima, organizzare, cioè, il centro di Conegliano che sia sede di convegni, seminari, congressi aziendali, in maniera tale da favorire a Conegliano la presenza non solo di turisti per vedere le bellezze, che sono veramente ci sono un sacco di cose belle da vedere a Conegliano, ma che vengano anche a livello di aziende, quindi che Conegliano si diventi un punto di riferimento anche per questo settore, diciamo, del business, della formazione aziendale.
E poi bisogna parlare anche dell'utilizzo dell'area nord ex Zanussi, che può rappresentare il futuro strategico del centro storico. Quindi io direi, se ci sediamo a un tavolo, facciamo tutto quello che ho detto, altre iniziative che propone la Confcommercio o altre associazioni di categoria, possiamo fare in modo che Conegliano diventi di nuovo la perla del Veneto. Grazie, grazie. Dagli oltre 50 zero negozi sfitti, come si pensa di ottenere questo risultato che per noi è molto importante? Fabio Chies. Beh, innanzitutto quando prendiamo in considerazione un problema dobbiamo vedere quali sono le condizioni e il contorno in cui ci muoviamo. Dire oggi che ci sono i centri commerciali, che c'è il Conè, piuttosto che 90 di Piave c'è l'outlet, è un dato di fatto, cioè nessuno può tornare indietro nel tempo o pensare che le cose siano differenti da quelle che sono. Dobbiamo capire come agire oggi. Cioè rendere attrattiva la città forse è l'unico modo, anzi senza forse è l'unico modo in cui tu possa portare la gente, portando la gente, creare attenzione sulla città di Conegliano. È la cosa che stavamo cercando di fare nei primi 2 anni di mandato, prima che arrivasse il Covid. Abbiamo creato una serie di iniziative, magari qualcuno le ha anche criticate, ma siamo passati da fare un Natale che durava 3 giorni a fare uno che durava 1 mese. Abbiamo cercato di continuare con Festa Longa, con gli artisti di strada, con alcune mostre fatte a Palazzo Sarcinelli. Questa è la direzione da fare. Certo è difficile, certo è una direzione nella quale il Covid non ha aiutato nessuno, ma abbiamo un grande vantaggio. Il 7 luglio 2019 siamo diventati patrimonio dell'umanità, come colline di Conegliano Valdobbiadene. Questa è una vetrina enorme sul mondo, che deve però far trovare un territorio pronto, per cui anche a Confcommercio, che sa benissimo quali sono questi problemi, tutti assieme dobbiamo spingere perché nascano strutture di eccellenza sul territorio, perché il turista che arriva è un turista esigente, che vuole trovare determinati servizi che oggi purtroppo non riesce a trovare, ma bisogna andare anche nella direzione di creare una grande comunità, una comunità nella quale ci si aiuta, nella quale un turista che arriva trova una città viva e una città nella quale con la ripresa economica si sta vedendo che anche alcune attività sono riprese. Io solo nell'ultimo mese sono andato a visitare, all'inaugurazione oppure a visitare 6 attività nuove in città. Cioè vuol dire che comunque questa ripresa che sta arrivando va agganciata, ma va agganciata con tutte le forze e soprattutto con un'amministrazione che deve essere vigile su quelle che sono le grandi risorse sul territorio e non lasciare indietro nessuno. Queste sono le 2 cose che dobbiamo assolutamente cercare di fare e far combaciare assieme. Grazie. Piero Garbellotto. Ma guardi, io dividerei il problema in 2 fasi. Il problema gli interventi da fare a breve termine e gli interventi da fare a lungo termine. Ci sono degli interventi che si possono fare a breve termine, come sicuramente rimettere in sicurezza e in decoro la città. Per quanto riguarda il tema del decoro, bisogna fare anche un'ordinanza del decoro, perché se oggi si cammina per Conegliano, si vedono questi negozi sfitti che molto spesso sono anche un po' lasciati andare, si ha comunque una percezione di poco decoro della città e questo non invoglia né a visitare la città né a fare degli acquisti. Noi ci siamo immaginati l'ordinanza sul decoro perché siamo quelli per cui la proprietà privata è sacra, quindi è difficile andare a dire a qualcuno a casa sua di abbassare o meno l'affitto, però si può sicuramente metterlo in condizione di tenere un negozio pulito, anche se sfitto, una vetrina in ordine, illuminata e magari su queste vetrine mettere anche delle immagini della nostra bella Conegliano, delle nostre belle colline. Il terzo passaggio, sempre a breve termine, è quello di potenziare lo sportello unico per dare tutte le risposte a tutti gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani che vogliono investire o aprire a Conegliano, in modo tale che tutta la trafila burocratica, voi sapete che la burocrazia è il problema italiano, però anche il Comune può facilitare quanto di sua competenza in modo tale che tutta la trafila burocratica possa essere semplificata e si abbiano delle risposte in tempi certi. Gli interventi a medio termine sono quelli di pedonalizzare Piazza Carducci, sono quelli di creare degli eventi, chiaramente questi eventi vanno messi in rotazione e dopo bisognerebbe anche affrontare il tema del city manager che vada a organizzare, diremo, un po' tutta quella che è la città, che la vada a gestire come se fosse un grande centro commerciale all'aperto per ridargli attrattività. Infine partiamo da quello che abbiamo la grandissima partita dell'UNESCO, da 250.000 turisti oggi tra Conegliano e Valdobbiadene si prevedono crescite fino a 1,5 milioni, è chiaro che questi vanno intercettati, è chiaro che va fatta squadra con il territorio, anche con i sindaci vicini ed è chiaro che per accogliere questi tifosi bisogna avere le strutture adeguate ma anche la mentalità adeguata, perché se voi visitate la zona dello Champagne, da comprare le sigarette ai giornali, chiunque vi dice enjoy your visit in Champagne e quindi dobbiamo creare questa mentalità virtuosa per mantenere questi turisti. Grazie.
Grazie, poi ci torneremo. Andiamo alla quarta domanda. Comincia Lorenzo Damiano, una domanda toccata da alcuni di voi, quindi possiamo fare ancora più veloci. Qual è una prima vostra risposta immediata e concreta nel breve e medio termine per aiutare appunto le imprese del commercio? La cancellazione immediata del Green Pass. Questo è il primo slogan da fare, come fanno in tantissimi paesi degli Stati Uniti, come lo fanno in Russia, come lo fanno in molti altri paesi, come lo stanno facendo in Inghilterra, per accelerare immediatamente, anche perché ormai è dimostrato scientificamente, ma non lo dico io, lo dice la scienza, che anche chi ha il Green Pass risulta positivo, quindi non so. Tra l'altro poi tutte queste promesse che vengono fatte in questo momento nelle varie amministrative italiane, quando ci dicono già che a ottobre dobbiamo chiudere tutto perché arriva questo virus che ci ammazza tutti un'altra volta, quindi di cosa stiamo parlando? Ecco perché dico, dobbiamo parlare di politica, parliamo di politica, non parliamo di cose che non ci portano avanti da nessuna parte. Qui questa sera dovevano essere 20.000 persone, non 106 persone, cioè qui non stiamo morendo, cioè, abbiamo le cure, ci sono i dottori che devono tornare a fare i dottori, hanno giocato. Ma come aiutiamo le imprese del commercio? Togliendo immediatamente il Green Pass, via, chiuso, è finito, perché tanto fra poco lo tolgono, perché l'hanno tolto già in molti paesi del mondo, quindi non so perché l'Italia continui ancora con questa commedia di questa situazione, di cui anche chi ha il Green Pass risulta positivo lo stesso. Quindi, voglio dire, dobbiamo togliere la radice del male. Il male è l'incompetenza politica, è una politica che è comandata da stranieri e di cui sono vittime tutti gli imprenditori e tutte le categorie, anche private. Quindi dobbiamo cominciare a far luce. Ecco perché Norimberga 2 domani fa il primo incontro di presentazione a Conegliano, e lo farà in collegamento con la Florida e con la Russia, perché il mondo sta osservando quello che sta capitando in Italia. È l'unico paese al mondo dove c'è una violenza di cui gli altri paesi non ce l'ha. Grazie Damiano. Antonio Quarta. Può ripetere la domanda che mi ha sbalordito? Veramente è sconvolgente quando parla Damiano, in tutti i sensi. Può ripetere la domanda? La ripeto davvero? Pensavo fosse una battuta. Qual è una prima vostra risposta immediata e concreta nel breve posso confondere tutti, e medio termine per aiutare le imprese del commercio? Insomma, come le aiutiamo queste imprese concretamente? Ecco, in parte avevo già parlato prima di Conegliano, deve essere il punto di attrazione a livello non solo di Treviso, della provincia di Treviso, ma anche del Triveneto. Quindi bisogna mettere in piedi tutta una serie di iniziative insieme a tutte le categorie, insieme a tutte le associazioni, insieme a tutti i cittadini, perché ci sono tutta una serie di cittadini che hanno delle proposte eccezionali e le amministrazioni precedenti non hanno fatto altro. Prima di tutto ci vuole un paio di mesi per ricevere queste persone e poi dopo le mettono nel cassetto. Quindi praticamente bisogna creare un volano tutti insieme per creare queste iniziative che favoriscano il centro storico ma anche le periferie, anche i quartieri, gli altri quartieri. Sicuramente Conegliano deve essere la sede di festival, di eventi artistici non banali, perché si corre sempre il rischio di organizzare festival, eventi artistici, culturali, tutti, che devono essere di un certo livello, come prima c'era Goldin. Vi ricordate quando a Conegliano c'era Goldin e poi non è stato accontentato, è uscito fuori? Quando c'era Goldin a Conegliano, le mostre a Sarcinelli erano delle mostre che avevano numeri spaventosi, quindi bisogna attrarre a Conegliano delle personalità che riescano a risollevare le sorti di questo comune. Quindi bisogna avere anche le idee per poterlo fare e io credo di averle queste idee. Quindi Conegliano sia un comune dove la classe, cioè, si respiri, cioè basta che uno venga a Conegliano e dica che già è bella la città, ma rendiamola fantastica questa città. Quindi facciamo in modo che tutti quanti insieme la rendiamo eccezionale. Poi
l'appetito viene da sé, adesso c'è patrimonio dell'UNESCO, ci saranno le Olimpiadi di Cortina, quindi abbiamo davanti a noi degli anni che, sfruttati alla grande, Conegliano può essere la più bella città di Treviso, della provincia. Grazie. Fabio Chies. Sì, mi perdo anch'io con le domande, perché anche Antonio... Insomma, vogliamo aiutarlo, questo commercio conegliano? Se sì, come, a breve e medio termine? Con quali azioni? Con quali soluzioni? Ma penso che le cose che abbiamo detto prima sui negozi sfitti siano effettivamente le soluzioni da prendere. Cioè noi abbiamo bisogno di una città che deve diventare comunità. Penso che, e lo dico sempre, Conegliano è una città molto difficile, complicata, dalle 1000 sfaccettature, ma proprio perché è così complicata e così difficile, è la città che amiamo, che ci piace. Però per riuscire a risollevarla dobbiamo fare un'azione in cui ognuno di noi ci mette qualcosa. Tutte le associazioni di categoria, tutte le associazioni che si occupano di qualsiasi cosa che sia il loro fine sociale, deve lavorare in un'unica direzione. Se facciamo questo, riusciremo a far diventare Conegliano la città che vogliamo. Tra l'altro non possiamo più pensare che si viva ai tempi in cui tu eleggi un'amministrazione e l'amministrazione resta nel palazzo e ognuno torna a lavorare come si faceva 30-40 anni fa. Oggi l'amministrazione ha più che mai bisogno di tutti. Oggi l'amministrazione deve essere un'amministrazione aperta, vicino ai cittadini, il cui contributo è fondamentale per la crescita, ripeto, di una comunità che deve essere la nostra comunità. Se facciamo questo, se riusciamo ad andare in questa direzione, se mettiamo da parte anche magari le cose che ci dividono, allora potremo veramente avere un futuro radioso non solo per noi ma soprattutto per chi verrà dopo di noi, perché ricordo che la grande partita dell'UNESCO che si diceva prima, ma anche tutti i fondi che arrivano nel PNRR, i 207 miliardi che avremo a disposizione nei prossimi anni, saranno debito per chi verrà dopo, ma saranno debito positivo se riusciranno a generare in questo momento una crescita collettiva per tutti. Questa è la grande sfida, è la grande sfida che abbiamo tutti davanti, alla quale nessuno potrà sottrarsi, chiunque andrà a fare il sindaco. Per questo dico che le competenze sono fondamentali, come fondamentale deve essere la conoscenza dell'amministrazione. Cioè noi dobbiamo partire dal primo giorno in cui siamo eletti a fare le cose che abbiamo in testa, chiare, precise, senza tentennamenti e magari riuscendo anche a discutere in maniera decisa e anche dura tra di noi, ma trovando quella direzione che possa portare Conegliano ad essere punto di riferimento non solo di tutta la sinistra Piave, ma possa essere un punto di riferimento non solo economico, ma io ci tengo in particolar modo anche culturale del Veneto e dell'Italia. Grazie. Ma io credo che Conegliano sia una città importante, che deve ritornare ad avere il suo ruolo nella sinistra Piave. Oggi l'indice, diremo, demografico è in decrescita, quindi inevitabilmente i consumi tendono a contrarsi. E quindi è chiaro che dobbiamo attirare persone che vengono da fuori, in modo tale che i consumi possano ripartire. Questa è una domanda che si ricollega un pochettino a quella di prima, perché chiaramente l'ordinanza del decoro che abbiamo detto prima, l'organizzazione degli eventi, la pedonalizzazione di via Carducci, sono tutte cose importanti, lo sportello unico, sono tutte cose importanti per rilanciare quello che è il commercio. Ma fondamentalmente noi dobbiamo diventare la porta dell'UNESCO. Abbiamo una posizione strategica incredibile perché siamo alla porta del Cadore, siamo alla porta dell'UNESCO anche naturalmente perché il casello autostradale nella porta appunto stradale, la stazione nella porta ferroviaria e di conseguenza se noi riusciamo a gestire questa partita, a gestire questo flusso e questo arrivo di turisti, sicuramente i consumi non solamente ritorneranno, il commercio non solamente rifiorirà come era prima, ma mi immagino che un domani questo shopping center che potrebbe diventare la porta dell'UNESCO, un rifiorire di negozi, un rifiorire di infopoint, magari qui far partire gli shuttle e quant'altro che vanno a visitare le nostre colline. Voi immaginatevi che Conegliano è nel mondo una delle capitali del vino, tanto quanto Barolo, tanto quanto Montalcino, tanto quanto Bordeaux. E qui è incredibile che non c'è una bottiglieria specializzata se uno vuole comprarsi una bottiglia di un prosecco di un cartese particolare da portare a casa. Quindi io credo che Conegliano abbia tantissime opportunità, però è una città che ha bisogno di essere tagliandata, permettetemi il termine, deve essere rimessa a punto per affrontare il mercato di oggi e il mercato di domani, perché abbiamo questa grandissima partita che ci può dare un ruolo fondamentale non solamente nella provincia di Treviso, non solamente nella sinistra Piave, ma anche in Italia e nel Veneto e dobbiamo saperlo prendere. Abbiamo tante opportunità, non solo l'UNESCO, prossime anche le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e mi immagino che anche lì un giorno magari nevicherà, i turisti che ci sono avranno voglia di fare un giro nelle nostre colline, avranno voglia di visitarci, siamo a circa un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e 20 di macchina quando finiranno le strade che mancano, e quindi io credo che veramente Conegliano possa ritornare ad avere il ruolo che merita. Grazie. Francesca Di Gaspero. Noi distinguiamo il commercio cittadino in due ambiti, l'ambito dei quartieri
su cui noi vogliamo lavorare in modo specifico. Perché ogni quartiere ha le sue problematicità e ogni quartiere ha le sue esigenze. Il post-Covid, speriamo il prima possibile, sta facendo emergere la necessità che i cittadini hanno di acquistare di nuovo nei negozi di vicinato, nel negozio piccolo, a discapito della grande distribuzione. Pensiamo che in ogni quartiere debba tornare ad essere autosufficiente, con la bottega, un servizio del comune, il campo sportivo, la chiesa, sia per acquistare socialità, sia perché crediamo che ogni quartiere possa avere la vivibilità dei 15 minuti. Per quanto riguarda la zona del centrale, il centro di Conegliano, per finire il discorso che stavo facendo prima, quindi sia il Comune si deve impegnare a rendere vivibile, a far tornare Conegliano un salotto arredato, pulito, di modo tale che le persone vengano e stiano volentieri. Si impegna in questo nei confronti delle imprese che aprono, delle imprese che investono a Conegliano. Fa da facilitatore verso l'unione dei nuovi imprenditori con i nuovi proprietari per cercare di affittare i locali sfitti. Abbiamo in mente una rimodulazione delle tariffe del parcheggio, perché noi crediamo che renderlo assolutamente gratuito è pericoloso, perché se io parcheggio la macchina fuori dalla stazione prima che la diventi pedonabile e vado in vacanza un mese, il negozio di fronte soffre. Quindi l'abbassamento sicuramente delle tariffe e modularle a rotazione, di modo tale che meno stai, meno paghi, insomma. E rimodulare anche gli anelli, l'anello A, B e C, per rendere del parcheggio, delle tariffe del parcheggio, per rendere più fruibili i parcheggi anche nelle zone meno centrali, diciamo. Grazie. Finito. Grazie, andiamo alla quinta domanda. Giunta di Confcommercio Conegliano vuole approfondire, l'avete nominato l'UNESCO, questo riconoscimento per le colline del Prosecco, e vuole approfondire il tema della tassa di soggiorno. La domanda, Antonio Quarta, è questa: l'UNESCO è il driver per il rilancio del turismo in ottica di ripresa del settore e dell'aumento dei turisti. Come pensate di utilizzare appunto la tassa di soggiorno? Appunto, rispondo brevemente alla Di Gaspero. La mia domanda. Sì, un secondo solo per dire che c'è il disco orario comunque, non c'è solo la possibilità, si può gestire in modo diverso rispetto al pagamento. Ecco, per quanto riguarda il patrimonio UNESCO, effettivamente è una miniera d'oro da utilizzare in maniera totale, insomma. Cerchiamo di... il problema è sempre quello, no? Cioè, mettiamoci insieme e cerchiamo di trovare la soluzione migliore per sfruttare questa vetrina che ci ha offerto l'UNESCO delle colline del Prosecco. Quindi sicuramente adesso come adesso... Bravo, grazie. Ci siamo messi d'accordo. Aspettiamo pure. Prego. Adesso come adesso Conegliano non è pronta per sfruttare il movimento turistico delle colline del Prosecco. Bisogna mettere in piedi un'organizzazione pubblica e privata, quindi sia il comune sia le imprese del territorio devono organizzarsi per fare in modo di sfruttare al massimo questa leva turistica. Quindi io direi che quello che propongo è quello di metterci subito al lavoro e cercare di capire come sfruttare questa vetrina delle colline del Prosecco. Grazie, con delle proiezioni di arrivo di turisti importanti. E quindi questa tassa di soggiorno poi come pensiamo di utilizzarla, Fabio Chies? Beh, innanzitutto riprendere il ragionamento della domanda che ha fatto, penso che l'UNESCO, come ho detto prima, sia una grande opportunità. Sia una grande opportunità, però dobbiamo ricordare una cosa: dobbiamo smetterla di ragionare per confini territoriali e amministrativi. Cioè, qui non c'è più un ragionamento di Conegliano piuttosto che il ragionamento di Vittorio Veneto, di Tarzo, di Pieve di Soligo, di Valdobbiadene. Dobbiamo capire che il territorio è un territorio unico
e le differenze che ci sono tra i vari comuni sono la vera ricchezza che c'è. Qualcuno dice perché c'è la sede dell'UNESCO a Valdobbiadene, perché nei ragionamenti fatti con la regione, tra tutti i comuni seduti al tavolo, c'è una core zone, c'è una buffer zone, era normale che la sede fosse nella core zone e fosse a Valdobbiadene, così come era normale che la porta dell'UNESCO fosse a Conegliano. Questi sono i ragionamenti fatti con tutti i sindaci assieme e lo stesso ragionamento va fatto sulla tassa di soggiorno. I comuni sono diversi, i valori della tassa di soggiorno sono diversi, noi che facciamo i sindaci sappiamo bene quali sono gli squilibri tra un comune e l'altro, dipende da quante attività ricettive hai, dalle situazioni in cui ti trovi, però il ragionamento deve essere fatto anche qui spostato su investimenti territoriali omogenei, cioè noi dobbiamo essere in grado di capire cosa serve al territorio, non cosa serve a Conegliano, cosa serve al territorio, dove va fatto e come va fatto. Perché altrimenti ci ritroveremo nella solita situazione nella quale ci siamo trovati come amministratori degli ultimi 20 anni, avendo sedi di campi sportivi a distanza di 2 chilometri solo perché c'era un limite territoriale, bisognava avere il campo sportivo a Conegliano, bisognava avere il campo sportivo a San Vendemiano, oppure ci troviamo con zone industriali disseminate sul territorio che non hanno alcun senso di esistere. O pianifichiamo a livello sovracomunale anche gli investimenti, e questo va fatto anche per le grandi società di capitali che ci sono sul nostro territorio, oppure ci ritroveremo che a causa del campanilismo che ha sempre governato questi territori non saremo in grado di intercettare questa grande opportunità. E ve lo dico perché ogni volta che vedo qualcuno che discute di cosa bisogna fare a Conegliano, perché non c'è una cosa a Conegliano ma c'è a Vittorio, a me non preoccupa che sia Vittorio Veneto, preoccupa quando non c'è una linea guida generale che la regione aveva individuato nella regione stessa, e io sono completamente d'accordo su questo. La partita dell'UNESCO deve essere gestita a livello regionale con gli investimenti territoriali omogenei che facciano crescere assieme tutto il territorio. Grazie Chies. Piero Garabellotto, prego. Allora, oggi noi abbiamo circa 250.000 turisti tra Conegliano e Valdobbiadene. C'è si fermano mediamente 1,15 notti a Conegliano. Questo genera un fatturato di circa 33 milioni. La prima cosa sarebbe quello di cercare di trattenerli un pochettino di più, perché si capisce che se invece che una notte si fermano 2 notti, il fatturato va a raddoppiare. Il secondo aspetto è quello di portare l'aereo in quota, quindi agganciare questo treno che porta 1,5 milioni, secondo le proiezioni della regione, i turisti che arriverebbero tra Conegliano e Valdobbiadene. Se voi fate un calcolo, questo genererebbe un fatturato di 400 milioni. È chiaro che questo fatturato di 400 milioni va spalmato tra le colline di Conegliano e di Valdobbiadene, ma è altrettanto vero che si va a generare una tassa di soggiorno che dà delle possibilità incredibili. Allora l'UNESCO è un patrimonio che è come vincere un biglietto alla lotteria, però il biglietto alla lotteria va incassato e va speso bene, perché se uno resta col biglietto in mano se ne fa poco. Ci sono esempi di patrimonio dell'UNESCO anche qui nel vicino Friuli, nelle zone dell'Alto Livenza, che non sono nemmeno conosciuti. Questo fa capire che comunque è una partita che va giocata, con dirigenza e con spirito corretto. L'aereo, una volta che è portato in quota, quindi una volta che siamo riusciti a portare, a far arrivare, a far confluire tutto questo 1,5 milioni di turisti che sono previsti, va mantenuto in quota, perché le cose non vanno avanti da sole. E quindi è evidente che una quota parte della tassa di soggiorno va reinvestita nel fare promozione del nostro territorio, va reinvestita nel mettere in condizioni le strutture esistenti di migliorarsi continuamente, e va reinvestita per continuare a creare eventi e quant'altro questo serve. Chiaro che sarebbe facile dire adesso utilizziamo la tassa di soggiorno per magari abbassare le tasse, l'IMU o quant'altro. Certo, questo sarebbe possibile una volta che arriviamo a dei volumi importanti, però la prima cosa è agganciare questo treno e prenderlo, perché una volta che la città riparte economicamente, allora si hanno le risorse per fare tutto il resto. Grazie anche a lei. Francesca Di Gaspero. Indubbiamente l'opportunità dell'UNESCO è per noi fondamentale, come è fondamentale l'opportunità della Milano Cortina. Intercettarla e poter svolgere, grazie a questi eventi, alcune delle riforme strutturali di cui ha bisogno Conegliano è indiscutibile. Io però vorrei tornare all'obiettivo centrale dell'UNESCO. Noi parliamo sempre del vino perché chiaramente è la nostra merce di scambio, ma noi non siamo stati premiati per l'UNESCO, noi siamo stati premiati per le nostre colline, siamo stati premiati per i capitelli, per il lavoro dei nostri agricoltori che fanno la vendemmia, la modalità unica e irripetibile che utilizzano per questo. Io incomincerei a studiare
studiare il turismo da un punto di vista differente. Immagino che qua da noi possa ricrearsi quello che è successo in Toscana con il Gallo d'Oro del Chianti. È una promozione turistica che sì ha come appunto merce di scambio il vino, ma raccoglie insieme una pluralità di offerte che sono quelle paesaggistiche, la vacanza rilassante, la bicicletta, le ciclovie che a Conegliano non abbiamo e che leggevo l'altro giorno su Sole 24 Ore in provincia nella regione autonoma del Trentino Alto Adige ogni chilometro di ciclovia porta un indotto di 338.000 milioni di euro, scusate. E quindi è assolutamente tutto l'insieme che va ricalcolato. Però dobbiamo offrire dei servizi, servizi legati alla cultura, al teatro, alle mostre. Io incomincerei a ragionare in un'ottica un pochettino più grande, più complessiva. È chiaro poi che gli oneri che il turismo porta vanno reinvestiti nel territorio, vanno reinvestiti nell'offerta turistica, nella promozione del turismo e del territorio. Grazie anche a lei. Lorenzo Damiano. Per me è una ferita aperta perché io sono stato uno dei primi a lanciare il Prosecco nel mondo quando ho lavorato negli anni 90, 10 anni con la Mionetto Spumanti, che voi conoscete, e con altre aziende importanti del territorio del Prosecco di Valdobbiadene. E vi assicuro che in quegli anni era molto molto difficile andare in giro negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra a proporre un vino spumante con le bollicine che veniva confuso con lo champagne, che ha 200 anni avanti rispetto a noi. Io sono quello che ha lanciato, Mionetto ha lanciato, sì, ho lanciato io il Sergio Mionetto, quella bottiglia bombata, abbiamo fatto investimenti. Io per primo mi ricordo negli anni 96-97 sono stato all'UNESCO a chiedere aiuto per le aziende, tanto per l'azienda Mionetto, ma anche per il territorio, ma non sono riuscito a farmi ascoltare. Ecco perché oggi mi appassiona e mi occupo di rapporti diplomatici con molti paesi, proprio per aiutare le imprese. Quindi anche il discorso del Prosek, che voi conoscete, di quello che è successo in Croazia. Questo progetto non è che in Europa è stato fatto 2 giorni fa, è già da parecchio, quindi anche i europarlamentari italiani e veneti sapevano di questa cosa, perché non sono intervenuti prima. E ultima cosa, visto che il tempo sta per scadere, tasse di soggiorno, come lo usiamo? Le tasse di soggiorno io le investirei, a parte che non ho idea precisa, visto che non faccio parte del comune, non so quante siano le tasse di soggiorno su Conegliano, ma in ogni modo le investirei soprattutto per una cartellonistica, per dei pulmini gratuiti, perché quando io porto i clienti qui a Conegliano o a Valdobbiadene non so né dove portarli, non c'è né un'indicazione e neanche dei luoghi dove poter essere sicuri di poter far assaggiare dei prodotti. Poi l'ultima cosa, non da poco, attenzione, noi stiamo parlando dell'UNESCO, ma l'Europa sta comprando le più belle aziende di Valdobbiadene e Conegliano, tedeschi soprattutto, quindi il politico deve intervenire per bloccare che gli stranieri ci comprino le più belle aziende che abbiamo noi. Mionetto è stata comprata dai tedeschi, attenzione. Grazie. Andiamo alla penultima domanda di questa serata, di questo confronto. Entriamo sui territori, su delle aree ben precise, tornando a cominciare da Fabio Chies. Come pensate di intervenire sullo shopping center e su Corte delle Rose per rigenerare queste aree considerate centrali? Beh, per quanto riguarda queste aree, innanzitutto io direi quello che ho detto prima, cioè il ragionamento va fatto su una città intera, non va fatto su aree particolari. Certo ci sono aree più problematiche. Io penso che in 3 anni e mezzo sullo shopping center dove ci troviamo ora si può vedere cosa ha fatto l'amministrazione e poi cosa ha fatto anche il privato. L'amministrazione, se guardiamo il piano di sopra, c'è la nuova sede di Carabinieri Congetto che abbiamo voluto fortemente fosse lì, c'è la biglietteria della MOM al piano di sopra, ci sono 435 metri quadri di Innovation Lab al piano terra. 435 metri quadri dove siamo riusciti a installare
gli uffici di quello che è diventato uno dei più importanti piani a cui abbiamo partecipato. Tra l'altro noi, insieme all'università, insieme a associazioni di categorie, siamo arrivati davanti persino a Treviso e all'H Farm, per cui veramente una grande soddisfazione. Abbiamo ottenuto 700.000 euro di contributo a fondo perduto, con il quale siamo riusciti a riorganizzare questi spazi, perché 435 metri quadri a disposizione dei ragazzi che potranno avere i laboratori, prima volta che si cede a Conegliano. Quando si parla di progetto giovani bisognerebbe anche, secondo me, ogni tanto informarsi, perché leggo qualcuno che dice che il progetto giovani a Conegliano è un progetto giovani obsoleto che non lavora. Ecco, io anche per rispetto di chi lavora, di chi riesce a prendere questi contributi, di chi riesce ad arrivare davanti a corazzate, ripeto, come la città di Treviso, come l'H Farm, in un bando di questo tipo qua, veramente ci vuole rispetto, per cui abbiamo fatto molto. Penso che sia solo un primo passo, penso che questa sia la piazza coperta più importante che abbiamo a Conegliano. Ricordo che durante la pandemia sono venuto qui a allenarsi delle squadre di ginnastica, proprio per il Comune di Conegliano, che ha dato la possibilità a loro, nonostante ci fossero molti che erano contrari a questa cosa qua, di venire ad allenarsi qui. Ci sono state altre società che hanno fatto allenamenti in questa piazza, penso che questa sia la direzione. Tra l'altro i privati hanno e stanno facendo molto in questa direzione qui. Vediamo che il Biscione non è quello che era 4 anni fa, nonostante si continui a parlare male. Io direi che sempre, senza parlare troppo male, bisogna informarsi di più delle cose e capire se sono stati fatti passi avanti oppure no. Se passi avanti non sono stati fatti è una cosa, se sono stati fatti riconoscerli perlomeno. Grazie. Shopping Center e Corte delle Rose, Piero Garbellotto. Ma guardi, io ho fatto la mia presentazione proprio qua 2 mesi fa, perché credo che lo shopping center è nato negli anni 90 come nuovo luogo di aggregazione della città e poi ha subito inevitabilmente un declino. Ha avuto un problema di sicurezza che poi parzialmente è stato risolto anche con l'intervento dei condomini che hanno pagato delle guardie giurate per capirsi, e credo che le vetrine vuote che si vedono sia fare una fotografia dello stato dell'arte, diremo, dello shopping center di Conegliano. Io me la immagino, come lo dicevo prima, che questa diventi la porta dell'UNESCO, perché se questa diventa la porta dell'UNESCO vivrà una rinascita che non ha fine. Chiaramente vivrà una rinascita che non ha fine perché siamo collegati alla stazione, adesso è appena passata una freccia. Se noi creiamo una discenderia da quella zona lì e magari tiriamo la pensillina della ferrovia in modo tale che arrivino in maniera coperta senza prendere pioggia, i turisti possono scendere, qui possono partire gli shuttle e navette che vanno a visitare tutte quante le colline. Qui verrebbero fuori poi degli infopoint, non solo, magari delle bottiglierie, magari tutti i servizi che sono necessari per andare ad accogliere i turisti. Corte delle Rose, ci sono stato ieri e ho visto anche lì tante vetrine vuote, ho visto magari un'illuminazione che andrebbe rivista, sicuramente va agevolato anche l'accesso a Corte delle Rose, va rimessa in sicurezza perché tanti commercianti mi hanno detto che lì non si sentono sicuri e quindi va affrontato anche questo tema con decisione, magari in concerto con la polizia locale e magari anche stimolando poi quelli che sono i servizi d'ordine pubblico. Anche qui, Corte delle Rose, tra le altre, che poi se mi permettete nasce qualche anno prima dello shopping center, ma nasce con uno stile assolutamente unico perché comunque è diremo, una conformazione urbanistica anche molto elegante che va a ricalcare quello di cui ha bisogno un centro. Bisogna far ripartire i consumi, bisogna farli ripartire in condizioni di decoro e in condizioni di sicurezza. Quindi credo che siano le due cose da fare assolutamente, farne del Biscione o shopping center, la porta dell'UNESCO, e Corte delle Rose rimetterla in condizioni decorose e di poter lavorare. Grazie. Francesca Di Gaspero. Il territorio, il pavimento, diciamo, di questi 2 luoghi, il Biscione, lo shopping center e Corte delle Rose, è un suolo privato ma è ad uso pubblico. E noi crediamo che sia giusto che il costo della sicurezza, che adesso è in mano a agenzie private, venga equamente spartito con il Comune. In questo momento i soli residenti si occupano della manutenzione della sicurezza, del controllo della sicurezza in questi luoghi. Noi crediamo che che vadano assolutamente ripristinati l'ordine in questi luoghi, soprattutto questo, dove tantissimi ragazzi si trovano in modo un po' discutibile, diciamo, creando anche un po' dando l'impressione che ci sia poca sicurezza. Ecco.
Vanno secondo noi allestite altre telecamere per poter controllare e videosorvegliare maggiormente tutti gli angoli della piazza. Mi hanno raccontato in più di un'occasione che ci sono stati dei tafferugli tra persone e questi ragazzi che frequentano abitualmente questo posto, e andando a fare denuncia non sono riusciti a identificarli perché le telecamere non riuscivano a puntare sul luogo dell'incidente. Quindi secondo noi vanno aumentati i luoghi in cui vengono poste le telecamere di sorveglianza. Il martedì e il sabato qui avviene il mercato, un mercato di prodotti tipici. Noi pensiamo che possa essere una soluzione per vivacizzare di nuovo questa piazza, quella di istituire un mercato quotidiano di prodotti tipici, locali, tradizionali, nostri. È chiaro ed è evidente che per la vicinanza alla stazione questo luogo, questa piazza dialogherà con l'uscita della stazione, ed è chiaro che qui potrebbero esserci le prime forme di ospitalità, quindi la biglietteria, potrebbe esserci un negozio che vende i prodotti tipici nostri, il vino, questo è assolutamente evidente. Grazie. Lorenzo Damiano. Corte delle Rose? Sì. E shopping center dove siamo ora? Sì. Ma io mi ricordo che quando mio figlio adesso ha 27 anni, che tra l'altro stasera mi ha dichiarato che ha una fidanzata, per fortuna, una bella notizia in famiglia. Non sapevo neanche che era in vacanza in Sicilia, perché i ragazzi oggi fanno quello che vogliono. E quando mio figlio era piccolo, nel 95, 96, 97, veniva qua a giocare. Come veniva a giocare nelle Corte delle Rose, erano due punti di riferimento importanti. Quello che è successo dopo è anche una responsabilità oggettiva e personale di ognuno di noi, perché non si può dare sempre la colpa a un qualche cosa che non c'è o c'è. Certo non è stato gestito bene, certo che comunque sono stati tagliati i costi anche alla polizia, alle forme di sicurezza, ai vigili, cioè voglio dire, se non c'è un controllo, come diceva anche la signora, questa bella signora, tutte le donne sono belle, quindi adesso non mi ricordo il cognome. Di Gaspero. De Gaspero. E un applauso alle donne, senza donne non si può vivere a questo mondo. Quindi dipende non si può neanche nascere, dicono. Dipende da noi la cura di Conegliano, perché Conegliano non è New York, voglio dire, è una città bellissima, è una città che è anche facile gestire, però dipende anche da noi. Io ho cercato di dare il telefonino a mio figlio più tardi possibile. Io sono uno di quelli che, se sono anche un pianista, vorrei che, come l'ho detto tempo fa, che ci fosse una università della musica a Conegliano e che tutti i ragazzi giovani non dategli il telefonino quando sono piccoli, ma dategli uno strumento musicale, perché senza cultura, senza musica non c'è futuro. Quindi è la cultura. E torno all'ultima cosa, perché non so se ci avrò ancora altro tempo. Sappiate che nel mondo si parla sì di Prosecco, ma uno come me che gira il mondo, o lo girava un po' meglio prima, il prezzo medio del Prosecco nel mondo è di 2,20 €. Non va bene questa cosa qui, dovremmo cercare di difendere questa zona. Grazie Damiano. Veramente... Grazie. Antonio Quarta. Allora, prima di rispondere sullo shopping center, discorso di Corte delle Rose, il treno mi ha un po' disturbato prima. L'imposta di soggiorno brevemente deve essere girata a favore di tutte le imprese del settore turistico e commerciale di Conegliano, quindi da sfruttare appunto parlandone con tutte le categorie e tutti gli imprenditori. Poi se lo shopping center, le fortune dello shopping center devono essere come quello della palestra digitale Innovation Lab che ha messo in piedi il comune come comune capofila insieme ad altri 9 comuni della zona, è un autentico flop perché non è servito a niente, è una struttura inutilizzata e i 700.000 euro sono 700.000 euro divisi fra tutti i 10 comuni del discorso. Quindi andate a verificare, la maggior parte dei comuni ha messo dei computer dentro le biblioteche e nessuno li usa, quindi non è né incubatore di, come si chiamano adesso, start-up, né open data né niente, cioè è stata solamente una spesa
inutile che poteva essere utilizzata magari per favorire iniziative qui nello shopping center Corte delle Rose, perché ricordiamo che Conegliano dal punto di vista logistico ha diversi punti che noi possiamo organizzare degli eventi coinvolgendo tutta la città, cioè basta il centro dire shopping center, Corte delle Rose, Piazza Cima, Castello. Cioè noi possiamo organizzare degli eventi dove possono arrivare a migliaia di persone. Basta avere l'idea. Purtroppo le amministrazioni comunali precedenti si limitano sempre a favorire queste iniziative, i calici a Castello, cioè che sono iniziative bellissime quanto volete, ma non sono iniziative che favoriscono lo sviluppo di tutto Conegliano, sia il centro storico sia le periferie e i quartieri. Quindi organizziamo degli eventi, dei macro eventi che coinvolgano tutta la città, tutto il centro storico, shopping center, Corte delle Rose, Piazza Cima, Castello, ma anche tutto il resto di Conegliano. Grazie. 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 Arriviamo all'ultima domanda, cominciamo dalla risposta di Piero Garbellotto. La domanda è: avete delle progettualità per il rilancio e la riqualificazione dei quartieri di Lourdes, Campolongo e Parè? Allora, partiamo da Campolongo, che è un quartiere che soffre di un grave problema, che è quello del traffico. È sottoposto a uno stress del traffico che è pari a quello del centro cittadino senza goderne i benefici fondamentalmente. Allora, la prima cosa da fare è quella di andare a completare la strada che va dalla Zoppa Serena al casello stradale di Conegliano, in modo tale che vada a fluidificare questo traffico. Bisogna istituire poi delle zone AZTL, chiaramente senza andare a penalizzare quella che è la scuola d'infanzia, che in questo momento è anche quello che dà vita poi al quartiere di Campolongo, e chiaramente le attività commerciali che ci sono, che però sono abbastanza concentrate, in modo tale da andare a creare un deterrente da quello che è il sovraccarico del traffico che c'è. Dovrebbe entrare in funzione la pedemontana entro la fine dell'anno, e quindi tutto il traffico che proviene dal quartiere del Piave verrebbe drenato nella pedemontana, e come è capitato dopo l'apertura e il allacciamento della 28, che si vede che, diremo, dal Prealpi in avanti, dalla Porta del Cadore in avanti, il traffico va sempre via via diminuendo. Dovrebbe capitare la stessa cosa, anche le proiezioni almeno sono queste per quanto riguarda, diremo, la Pontebana e quindi il quartiere di Campolongo. Se questo non sarà sufficiente, chiaramente sarà da valutare se sarà utile e necessario fare la tangenziale sud, che è un'opera che costa oltre 55 milioni di euro, per i quali bisogna trovare chiaramente le coperture. Questa è per quanto riguarda Campolongo. Per quanto riguarda Parè, allora c'è un parco al centro, diciamo, nella zona di Parè, che sicuramente potrebbe essere messo, potrebbe avere un restyling, ma ci sono anche delle zone di Campi 2 dove ci sono già dei privati che vorrebbero fare degli interventi pro bono nel mettere, diremo, degli attrezzi da palestra esterni, in modo tale che possano far fruire non solamente i loro clienti, ma anche le persone al di fuori chiaramente dell'orario magari della palestra, piuttosto che altre attività, per fare diremo, della ginnastica all'aperto e del fitness all'aperto. Parè, durante l'incontro che io ho fatto ancora a fine luglio, poi segnalava anche il problema delle luminarie, cioè le luminarie oggi sono principalmente disposte in centro, non sono predisposte invece nel quartiere di Parè, come anche in altri quartieri. Allora, guardando Conegliano nell'ottica di, diremo, una città unica, chiaramente va predisposto anche questa nell'ottica della città unica. Il tempo è scaduto, non ho fatto tempo di parlare di Via Lourdes e chiedo scusa. Grazie, grazie comunque. Francesca Di Gaspero. Mi concentro solo su un punto, parto da Parè. Noi abbiamo intenzione di lavorare sulla zona di Campidui. A Campidui ci sono delle capannoni sfitti in questo momento. Noi pensiamo che quei capannoni, in accordo con i proprietari chiaramente, e con le parti sociali e commerciali, potrebbero diventare dei luoghi in cui si fa la formazione continua. Io penso che sia molto utile in questo periodo per le aziende avere la formazione di personale sempre disponibile per nuove forme di lavoro. E penso che in quei capannoni si possano anche lasciare degli spazi per le start-up, per nuovi laboratori tecnologici, e lasciare spazio anche ai piccoli artigiani che eventualmente avessero bisogno di spazio per la loro attività. Se questa cosa interessasse, è chiaro che il Comune dovrebbe cambiare destinazione d'uso da zona industriale a zona commerciale.
La logica nostra è un po' quella di ricreare all'interno di ogni quartiere tutte le necessità, quindi e mischiarle assieme, di modo tale che ci sia permeazione tra le varie aspetti della società e ci sia integrazione. Quindi io penso al piccolo negozio, penso al servizio che può offrire il comune, penso anche a delle biblioteche, perché Conegliano ha una biblioteca per i ragazzi che è piccola, non degna di una città come Conegliano. Penso a degli spazi dove i giovani possono suonare la chitarra e non siano degli spazi ai margini del quartiere, ma siano degli spazi integrati nel quartiere, degli spazi dove eventualmente dei piccoli artigiani, dei ragazzi giovani possono aprire dei piccoli laboratori, ma all'interno del tessuto urbano, non esclusi e marginati, diciamo, messi in... Vabbè, niente. Ho parlato solo di Campolongo. Grazie mille. Lorenzo Damiano, per questi 3 quartieri cosa fare per rilanciarli? È una domanda difficile, ma molto difficile, come chiedere la speranza quando si farà il vaccino, no? Cioè, chi lo sa? Voglio dire, come dire, speriamo che Draghi se ne vada, quando lo sapremo? Boh, quando finirà questa situazione. La domanda è lecita e la risposta sarà educata. Quando mio figlio era piccolo, Conegliano è piccola, io ho un ufficio a Long Island, New York, quindi parliamo di altre dimensioni. Quando stavo con mio figlio, venivo a casa e scendevo da un aereo all'altro, lo portavo via e me lo portavo in queste aree e dicevo: guarda, qui nascerà come Siena, no? Qualcuno di voi è stato a Siena, no? Ci sono i quartieri dove ogni volta all'anno fanno questa bellissima festa. E raccontavo questa favola a mio figlio: ecco, qui nascerà la scuola della musica, qui nascerà la scuola del libro, qui nascerà la scuola della cultura, qui nascerà la scuola della scienza. Ecco, sì, sarebbe molto bello, perché la domanda è lecita, ma ha una risposta praticamente impossibile, nel senso che io penso che tutto questo possa essere realizzabile solo a una condizione: se chi si candida sindaco deve lasciare completamente le proprie attività, tutte. Se no, se io divento sindaco, dimentico qualsiasi guadagno, qualsiasi mia attività. Allora posso garantire qualsiasi richiesta che arriverà, perché la domanda del dottore è lecita. Ma se io mi devo occupare delle mie aziende o del mio rapporto, per fortuna a livello diplomatico posso solo che favorire Conegliano, ma non è per vendermi. Ma se uno lascia quello che ha e si dedica dalla mattina alla sera per una città piccolina come Conegliano, allora può rispondere a tutte le domande. Ma se uno ha le aziende e ha altro da fare, il tempo che può dedicare a Conegliano è poco, niente, e le promesse rimarranno quelle. Anzi, aggiungo, ho 6 secondi, mi dispiace di aver assistito a cattiverie tra fazioni politiche in questi giorni che non sono un esempio di civiltà e di umanità e di futuro. Bravo, bravo. Grazie. Scusa, puoi ripetere la domanda di nuovo? Ogni volta che parla mi sconvolge, guarda, veramente. Antonio Quarta, tranquilli, perché ci sono 3 quartieri da rilanciare nella domanda. Uno dovrebbe conoscerlo perché l'ho letto nella lista: Parè, Campolongo, Lourdes. Cosa fare? Allora, fra l'altro sono quartieri che conosco alla grande. Cioè, Via Lourdes ha organizzato per 6 anni di fila delle feste che sono andate molto bene e condivise con tutta la comunità di Via Lourdes. Quindi veramente sono 3 quartieri che hanno bisogno veramente di una persona valida che trovi delle strategie insieme ai quartieri per risollevare soprattutto il discorso del traffico, perché oggi sentivo in televisione che il traffico, i comuni saranno multati dall'Unione Europea per il discorso dell'inquinamento. Qui purtroppo si vive per il mantenimento della situazione, cioè le amministrazioni precedenti hanno lavorato per mantenere lo status quo e mantenere la rendita di posizione che adesso di nuovo vogliono mantenere. Quindi se vogliamo andare avanti sempre con la stessa questione, tanto o uno o l'altro, non cambierà niente, si andrà sempre avanti con la stessa questione. Quindi se volete cambiare discorso, quartieri, Campolongo, Via Lourdes e Parè,
bisogna cambiare alternativa, non si può andare avanti per 50 anni sempre con le stesse persone, sempre con gli stessi gruppi. Abbiate il coraggio del cambiamento, basta, basta, non se ne può più di televisioni, di veline e tutto il resto. Conegliano ha bisogno di essere supportata da tutti, con persone valide che abbiano competenze e non la tessera di partito, come è successo nelle amministrazioni precedenti, che gli assessorati erano pieni di persone con tessera senza alcuna competenza. Grazie. Grazie ad Antonio Quarta. In conclusione Fabio Chies. Cercherò di stare sulla domanda, anche se avrei voglia di rispondere a Quarta sull'Innovation Lab, ma spero che possa leggersi un po' le carte, così capirà che cos'è, perché poi parlare delle cose che non si conosce è sempre brutto. Sì, sì. Tornando a noi, dico che Campolongo è un problema del traffico. Noi abbiamo fatto un piano del traffico che vedo che adesso tutti citano i numeri del nostro piano del traffico. Certamente abbiamo fatto un'analisi, oltre 10.000 veicoli su via Monticano, bisogna che interveniamo assolutamente, bisogna che interveniamo però in maniera chiara e concreta. Cioè, se non facciamo la tangenziale sud possiamo fare la prima bretella, faremo probabilmente un favore a San Vendemiano, ma non risolviamo il problema di Conegliano. Cioè il traffico quando arriva alla fine di quella rotatoria non è che scompare, Cioè, quelle macchine arrivano lì, o non c'era il problema, allora non serve fare neanche la prima parte, o c'è il problema e quando le macchine arrivano là non vanno da nessuna parte. Purtroppo nessuno le fa scomparire queste macchine. Per cui per noi la bretella e la tangenziale sud sono fondamentali per sgravare tutto il traffico. Certo, i soldi c'erano, sono andati da un'altra parte, ci spiegheranno dove sono andati, ma questo non è un problema mio. Per quanto riguarda invece Parè, io sono dell'idea che Parè ha una grande opportunità, quella di fare un grande polo scolastico. Noi abbiamo fatto un progetto importante, abbiamo cercato i contributi, li cercheremo ancora, perché lì abbiamo la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media e un giardino meraviglioso. Bisogna togliere la strada che tra la scuola media e il giardino, creare un campus scolastico che è possibile creare con i contributi che ci sono a disposizione e fare di Parè un punto di riferimento per tutta Conegliano da questo punto di vista. Per quanto riguarda Via Lourdes è una strada molto trafficata che però ha grandissime potenzialità perché è la strada che porta verso le nostre colline. Per cui in questo caso qua bisogna lavorarci in maniera chiara, precisa, fare dei punti dove i turisti possano fermarsi, godere della nostra città fino a quando si avventureranno sulle nostre colline. Sarà veramente la porta verso le nostre colline, ma ripeto, 3 quartieri che è difficile banalizzare in 2 minuti, perché sono 3 quartieri con grandissime risorse che hanno messo in piedi, ricordo solo il controllo del vicinato per quanto riguarda Campolongo. Cioè Campolongo è una grande comunità. Andiamo in conclusione? Sì, andiamo in conclusione, una grande comunità come lo sono anche Parè. Parè e Campolongo sono le 2 comunità più numerose che abbiamo, dobbiamo cercare di rilanciarle da questo punto di vista. Prima di tutto, come ho sempre detto, dal punto di vista umano, di crescita della comunità che farà la differenza in futuro. Grazie. Bene, siamo arrivati al termine di questa cavalcata. Io avrei anche ancora una domandina da 10 secondi ciascuno, ma chiamerei vicino a me il presidente Maurizio Gibin. E ovviamente saluto di cuore anche il presidente Federico Capraro. Grazie Federico per essere qui questa sera. Allora, Presidente, andiamo in conclusione. Il gelato glielo porto immediatamente. Grazie. Però proprio 10 secondi a testa. Io avevo una domanda proprio botta risposta, cioè un commerciante Quarta perché dovrebbe votarla? Perché sono l'unica speranza di cambiamento in meglio di Conegliano. Conegliano bisogna cambiare marcia e con i partiti politici che hanno amministrato Conegliano, sia la maggioranza sia l'opposizione, non si va da nessuna parte, né con le colline del Prosecco, né con l'UNESCO, né con Recovery Plan. 10 secondi, grazie. Damiano. Non lo so, i miei capelli forse. No, la cosa bella che mi congratulo con voi è vedervi i volti. Oggi finalmente vedo le persone come sono e mi auguro che tutto questo terrorismo finisca e vedere i volti delle persone senza le mascherine. Grazie. Francesca Di Gaspero. Dovrebbe votarci perché abbiamo un'idea di futuro, abbiamo un'idea di progettualità e abbiamo
ben chiaro che non si attivano politiche di nessun tipo se non si aprono dei tavoli di discussione con tutte le parti interessate. Grazie. Piero Garbellotto. Perché ho le idee chiare di che cosa ha bisogno Conegliano, ho il coraggio di dir di sì ma anche il coraggio di dir di no, ci metto la faccia a tutto me stesso e mi assumo qualsiasi responsabilità, sia che le cose vadano bene o sia che le cose vadano male. Grazie. Fabio Chies. Per lo stesso motivo per cui dovrebbero votarci tutti gli altri cittadini di Conegliano, perché vogliamo bene alla città, abbiamo le idee chiare su cosa fare, sappiamo come realizzarle, abbiamo già fatto tanto, dobbiamo solo ultimare alcune cose che abbiamo fatto, abbiamo 5 anni davanti e li faremo al meglio. Chiunque verrà in giunta avrà un'unica cosa da fare, lasciare il lavoro, perché pretenderò che tutti quelli che vengono in giunta lo faranno a tempo pieno. E dico un'ultima cosa, mi auguro che tutti i candidati sindaci, se non verranno eletti, resteranno in Consiglio Comunale. Chiederò di firmarlo a tutti quanti. Grazie, grazie davvero, grazie della vostra partecipazione. Ora il Presidente vi consegnerà questo documento, io spero virtualmente che voi lo firmiate questa sera, perché chiunque di voi sarà sindaco poi lo rispetti, lo condivida e porti avanti un percorso insieme a Confcommercio Conegliano. Grazie. Grazie. A lei, Presidente Gebin, per un saluto finale. Io davvero vi ringrazio tutti di cuore. Allora, permettetemi di concludere la serata sperando che Confcommercio abbia fornito ad ognuno di voi delle risposte e organizzando questa serata soprattutto abbia fornito ad ognuno di noi delle idee un po' più chiare su chi votare sulle prossime amministrative. Il gioco è molto importante, Conegliano si gioca il futuro e quindi io spero che chiunque sia eletto questa prossima mandata elettorale del 3 e 4 ottobre abbia la coscienza e la capacità, la responsabilità di portare Conegliano ad essere nel futuro, perché noi abbiamo sicuramente bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di risolvere dal punto di vista economico la nostra categoria, i tanti problemi che ci affliggono da anni e soprattutto di risolverle. Come ho detto prima, di avere una chiara partecipazione sinergica con l'amministrazione e condividere con loro tutti i passi che riguardano il nostro comparto. Ricordo nuovamente che il nostro comparto dal punto di vista economico vale tanto, vale molto. 2/3 dei soggetti impegnati che lavorano nel territorio, come ho detto prima, lavorano nella piccola e media impresa e quindi la responsabilità che avete è importante, avete in mano il futuro delle nostre attività, il futuro delle nostre famiglie, il futuro dei coneglianesi. L'ultimo invito è che in tanti su questa mandata elettorale vadano a votare, perché è importante la democrazia, è importante che il futuro della città sia in mano ai coneglianesi e che i coneglianesi esercitino questo diritto. Grazie a tutti, grazie della serata e grazie a voi. Grazie a lei Presidente, grazie a tutti voi candidati, QDP News, a chi ci ha seguito da casa, grazie a Confartigianato, grazie e buona continuazione di nottata.